Emergenza migranti. Gli sbarchi in Italia sono più che raddoppiati rispetto allo scorso anno. Secondo alcune stime, in Veneto sono attese circa 4.000 persone, di cui 600 nella nostra provincia. Se fino ad ora il modello seguito era l'accoglienza diffusa con piani proposti dalle prefetture e condivisi dai sindaci, ora invece, visto il numero crescente delle richieste e le resistenze a collaborare di alcuni primi cittadini, l'organizzazione dell'ospitalità potrebbe cambiare. Tra le proposte ventilate sulla stampa anche l'apertura di hub provinciali, che sarebbe stata lanciata da Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, che oggi invece smentisce. A questa eventualità i sindaci di Verona, Padova e Vicenza invece si sono dichiarati subito contrari. Perché concentrare centinaia di migranti, centinaia di richiedenti asilo, tutti all'interno di un'unica struttura, magari in mezzo a un quartiere di una città o in un piccolo comune, è un problema serio. Lo abbiamo visto qualche anno fa, 6-7 anni fa, negli altri momenti critici della immigrazione del nostro paese, e perché crea problemi di sicurezza, perché evidentemente vuol dire mettere centinaia di persone tutte all'interno di un'unica struttura, mettere in difficoltà la comunità, e anche problemi di integrazione e del percorso di accoglienza. Il protocollo, che prevede l'accoglienza diffusa elaborato dal presidente Zaia e dall'ANCI, aveva fino ad ora rispettato la distribuzione degli ospiti stranieri in base percentuale al numero di abitanti, 3 ogni 1.000 residenti. 3, quindi non un numero particolarmente rilevante di migranti, e in un paese di 3.000 abitanti, che è la taglia di tanti comuni della nostra provincia, vuol dire 9 persone, quindi stiamo parlando veramente di numeri piccoli. Dividendoli in questo modo si possono evitare appunto i grandi hub e le grandi concentrazioni. Ecco, su questi dati Vicenza come è messa? Vicenza in questo momento rispetta il dato del 3 per 1000, cioè sta facendo la sua parte pienamente, e quindi Vicenza ha dato molto in queste settimane, in questi mesi, anche in questi anni, anche quando non c'ero io come sindaco, ma c'era Francesco Rucco, cioè il mio predecessore. Per evitare intoppi nell'accoglienza e scongiurare pericolose concentrazioni di extracomunitari, il sindaco Possamai si appella direttamente al governo. Noi chiediamo al governo di prendere in mano davvero questa questione, perché è evidente che è un compito del governo la gestione dell'immigrazione, cosa che finora non è stata fatta a sufficienza, ed è chiaro che l'unico strumento è stabilire regole uguali per tutti, cioè che tutti i comuni siano chiamati a fare la propria parte.